A voi la linea. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Libertà, grazie alla regia di Sveva D'Onorio, siete sempre collegati sulle frequenze di Radio Libertà. Questa è Chilometro Zoom. Ogni venerdì il vostro puntuale appuntamento, meraviglioso. Non ti mettere le mani nei capelli che non hai, caro Antonino. Questo mirabile appuntamento settimanale con l'agricoltura. Io sono Lorenzo Viviani, mentre lui è... Come si vede che sei ibrido veramente, non hai ripresa, non hai tiro, niente proprio. Ci abbiamo più ripresa però con l'ibrido. Ma quale ripresa, che cacchio devi fare? Va, iettala, va. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom. Io sono Antonino Danna. Hai fatto anche un po' sgassando, hai fatto la fumata nera. La terza con lo sgasso, e questa è la puntata numero 938 di oggi. E vai che arriviamo a 1000! Di oggi, venerdì 14 di febbraio, è l'anno del Signore 2025, San Valentino. Permettetemi di salutare la nostra castellana Sveva che con molta pazienza assiste noi discoli. Io poi tra l'altro stasera sono proprio in forma sbagliante, in piena dannatona, perché abbiamo cominciato stamattina alle 7:30. Ti ho ascoltato. Ah beh, almeno questo. Manco un regalo mi hai fatto. Ma io non festeggio San Valentino, queste feste dettate dal consumismo che ci fanno spendere. Piuttosto io mi cospargo i capelli, insomma, mi cospargo qua la piazza qua in Testa di Cenere e mi scuso per il ritardo. Comandante Naccia, buon compleanno. Scusi, ma qua il ragazzo purtroppo non è molto sveglio. Un uomo come te che sbaglia così, che non fa gli auguri, che non si segna le date sul taccuino con la matita, perché te non pretendo con l'iPhone, con lo smartphone, con tutte te, ma è possibile con la penna, il pennino, perché te secondo me a casa sei così morbosamente malato che no, la stilografica ce l'hai, ma ha tirato fuori la stilografica, per chi non lo vedesse, te sei veramente un uomo analogico, mi piace. Aurora Talentum, tanto per chiarirci. Va regalata bene. Per la laurea dai miei compagni. È il 14 febbraio, tra parentesi, poi vi racconterò la giornata di San Valentino dove l'ho passata, perché l'ho passata anche parzialmente in un posto magico, che è la Via dell'Amore, ma che non possiamo banalizzare solo per la festa di San Valentino, un posto magico perché è proprio, diciamo, insomma, un posto dove si può vedere l'amore per l'ambiente, l'amore per un territorio, più che per... Però tu, diciamo, come lo passi il tuo San Valentino, il tuo 14 febbraio, come lo passi, caro Antonino? Io in questo momento diciamo che ho il 50% della famiglia da una parte d'Italia, l'altro 50% che sono io è qua, per cui sostanzialmente non lo passo, ecco, lo passo tutt'al più con una telefonata. Mi piace così. Abbasso San Valentino, siamo contro San Valentino. E poi comunque domani costa tutto la metà. Questo consumismo capitalistico che ci fa spendere e ci inventa queste feste per farci spendere i soldi. Io sono contrario, e contrario anche a Sanremo. Sai, non guardate Sanremo. No, ma poi siccome il glucosio è salito, io mica mi posso fare di dolcetti vari e cioccolatini, per cui io non festeggio a prescindere. Va bene così. Bene, a parte gli scherzi, e comunque io guardo Sanremo, lo ammetto. Guardi Sanremo, io devo dire che sono un tradizionalista, dato che la mia famiglia non ha mai guardato Sanremo, io non ce la faccio, è più forte di me, è più forte di me, mi spiace. Veramente, io... Ma perché? Ma scusami, perché te queste cose da italiano medio che se non le fai vieni bannato, non mi piace. Ma no, ma non sono cose da italiano medio, capiscimi? Io per me sono quei riti tipo il film I mostri, hai presente i mostri? Sì. Tipo quando c'è Vittorio Gassman che fa il pedone, no? E basta, si fermi, si calmi, per cortesia, e poi sale in macchina e si arrota la gente, corre qua e là, ecco.
io sono un po' come lui. Ma vedi, sai cos'è? Che è un problema, devo dire la verità, amministrare questa mia perversione che non seguo né il calcio né Sanremo, perché mi ritrovo in certe mattinate che tutti parlano, hai visto Sanremo? Oppure al lunedì, ma la partita, mai vista? Io dico sempre no, non l'ho vista perché non la seguo, quindi è brutto, ti senti escluso, mi sono un po' escluso da tutto, mi sento un po' il calimero della situazione. Mi sento scossa, agitata Va bene, sono le 17:41 minuti, parliamo di cose serie perché abbiamo una trasmissione abbastanza corta dove diciamo, cerchiamo di rallegrarvi con qualche freddura, però parliamo anche di argomenti molto molto interessanti, tipo il futuro dell'agricoltura italiana. Abbiamo sempre parlato di un argomento su queste frequenze, abbiamo già fatto degli approfondimenti anche di un certo livello con professori universitari su i TEA. Cosa sono i TEA? Sono le tecniche di evoluzione assistita, che non sono GM, quindi non c'è materiale genetico esogeno che proviene dall'esterno, ma si induce, ora detta proprio a livello di caffè al bar, però si induce una mutazione genetica. Ecco, cosa è successo in quel di Verona? Che 5 piante di vita, mi sembra di fossero 5 piante di vita che erano, qui era stata autorizzata la sperimentazione in campo, quindi dopo anni di spesa da parte dello Stato italiano, dell'università, non avevamo questa possibilità di sperimentare in campo, perché naturalmente essendo che la Comunità Europea per una serie di motivi lì ancora considera OGM, non era ancora possibile neanche per, diciamo, sperimentarli in campo. È stata data questa autorizzazione, purtroppo proprio come è successo nel Pavese qualche mese fa con il riso c'è stato un atto vandalico, poi ce lo spiegherà bene il nostro ospite, in cui praticamente sono state danneggiate le piante, quindi milioncini di euro, migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro dei contribuenti, fra parentesi queste, poi ce lo spiegherà meglio il professor Massimo Pezzotti, giusto? Mario Pezzotti. Mario Pezzotti, perdonami, perché questa tecnologia d'età ci può dare anche veramente un aiuto nel minore utilizzo di fitofarmaci, ma soprattutto per riuscire a salvaguardare le nostre culture agricole anche da naturalmente delle fitopatie. Adesso mi viene da pensare a tante situazioni diverse, una per tutte anche la peronospora, che sapete molto bene è, diciamo, un grande problema per le viti italiane. Antonino. Allora, io non faccio altro che aggiungermi a queste. Tra l'altro vi voglio leggere una dichiarazione del senatore Centinaio, che come sapete insomma, è stato ministro dell'agricoltura, ne è stato sottosegretario, ma in particolare oggi è vicepresidente del Senato. Bene, il senatore Centinaio ha rilasciato una dichiarazione e ve la voglio leggere. Il nuovo attacco vandalistico contro una coltura sperimentale delle tecniche di evoluzione assistita in Veneto è figlio di un pregiudizio rozzo e sbagliato che vorrebbe ricacciare indietro e quindi destinare alla scomparsa la nostra agricoltura. La condanna di queste azioni illegali deve essere chiara e netta contemporaneamente. Dobbiamo riuscire a spiegare a tutti con orgoglio il fatto che a Pavia con il riso, come a Verona con la vite, l'Italia sta dimostrandosi all'avanguardia nel progresso scientifico e tecnologico applicato al lavoro nei campi. E ancora, è un passaggio fondamentale per aiutare le nostre coltivazioni a garantire produttività e, insieme, sostenibilità ambientale e resistenza ai cambiamenti climatici. Per questo la Lega è stata in prima fila nel sostenere la ricerca sulle TEA e continuerà a farla con convinzione, conclude Centinaio. E allora, se abbiamo il nostro ospite al telefono, io ve lo presento con mucho gusto e in particolare di chi si tratta. È il professor Mario Pezzotti, ordinario presso l'Università di Verona. Però noi aspettiamo che risponda al telefono, così lo facciamo arrivare. Bello della diretta, risponderà o non risponderà il nostro ospite? Vediamo un po'. Vediamo, silenzio, c'è la suspense.
Attenzione, secondo me dovremmo fare un po' come faceva negli anni... Fino a quando dura Sanremo, quindi fino a sabato, fino a stasera? Fino a sabato notte. Oh. Dopodiché c'è Domenica In, che in questi casi funziona da, come possiamo dire, da ricapitolazione di tutta la settimana festivaliera, per cui domenica dalle 2:30, quando comincia, fino alle 8 della sera ascolterete, se vorrete, 29 cantanti che cantano in playback, più tutta una serie di discorsi fatti da Marino Bartoletti, polemiche. Chissà se ci va Albano, così si incazza e dice che quest'anno non mi hanno invitato. Vabbè, allora... Diventa serio. Esatto, ridivento serio. Ho il piacere di presentarvi il professor Mario Pezzotti, Università di Verona, Dipartimento di Biotecnologie, docente di genetica agraria, e in particolare il professore naturalmente è qui con noi per discutere di questo dramma che è accaduto. Tra l'altro abbiamo il piacere, io e Lorenzo, di ritrovare il professor Pezzotti, che già il 17 febbraio di 2 anni fa, quindi manca poco, festeggiamo l'anniversario, era stato nostro ospite proprio quando era cominciata la ricerca su queste TEA. Che cosa è successo, professore? Buonasera e bentornato. Buonasera a tutti voi, buonasera ai vostri radioascoltatori e grazie dell'invito. Che è successo che la ricerca è andata avanti molto bene, e finalmente siamo riusciti a fare la prova fondamentale, cioè di passare dal laboratorio al campo sperimentale. E devo dire che questo è stato un passaggio molto epocale, perché siamo stati i primi nel mondo a mettere le piante di Chardonnay, di vite della varietà Chardonnay resistenti alla peronospora in piante TEA, dove è stato modificato un singolo gene della pianta, una piccola mutazione che abbiamo realizzato attraverso un sistema che ha vinto il premio Nobel nel 2020, e queste piante sono state autorizzate attraverso un lungo processo di approvazione dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e quindi il 30 settembre le abbiamo messe in campo, sperando di poter in primavera cominciare a guardare bene tutte le caratteristiche di queste piante, soprattutto verificare se o meno la resistenza al patogeno peronospora, che è un patogeno veramente che può creare problemi enormi, con addirittura l'assenza, la diminuzione del raccolto pari al 70%, o addirittura in alcuni casi l'assenza del raccolto, e pensavamo in primavera di cominciare a vedere i primi risultati, di capire se queste piante sono realmente resistenti, come lo sono in laboratorio, perché chiaramente in laboratorio, dovete immaginare, si fanno esperimenti in vitro. In campo si fanno esperimenti in campo, ma la notte del 12 febbraio, la prima mattina, la notte del 13 febbraio, questi ignoti vandali hanno effranto la rete che delimitava, la rete di metallo che delimitava la prova scientifica, secondo le autorizzazioni ministeriali, e hanno divelto e mutilato, tagliato le piante. Noi siamo stati avvertiti da un allarme che avevamo posizionato, e siamo andati in campo subito dopo che le autorità competenti avessero verificato l'accaduto, e abbiamo tentato di rimettere le piante nel suolo, e capiremo se saranno vive o meno solamente in primavera. Per cui immaginate 20 anni di lavoro che sono stati mandati in frantumi da ignoti che forse non condividono il nostro operare, ma che è un operare all'interno di una struttura pubblica, l'università, all'interno di un campo sperimentale ufficialmente autorizzato, e che quindi insomma siamo stati violentati, e siamo ancora sotto shock per questa violenza, e soprattutto siamo qui a gridare che la libertà di ricerca, soprattutto se autorizzata, deve essere assolutamente garantita in uno Stato democratico.
Ecco, mi scusi professore, ma le volevo chiedere, ribadendo che comunque si tratta anche di una diversa tecnologia rispetto alle OGM, senza andare a criminalizzare uno o l'altro, ma secondo lei queste persone che agiscono, fra parentesi, non è che sono andate, non so, magari sarebbe stato purtroppo per i fondi privati, magari rispetto ai pubblici, fosse stata una struttura privata o di qualche multinazionale, qualche nome, non so, uno si immagina la cattiva multinazionale che prende, fa qualsiasi cosa, ma va e entra in un campo dell'università, ma di che paura hanno rispetto alla ricerca, fra parentesi, è anche una tecnologia, magari ce lo può spiegare meglio lei, che va verso, io ho avuto la fortuna di venirvi anche a trovare quando ero parlamentare, diciamo, ormai qualche anno fa, va verso a cambiamenti climatici, all'utilizzo minore dei fitofarmaci in agricoltura, quindi si presta molto, diciamo, anche al mondo ambientalista, mi viene da dire, no? Perché se vuoi diminuire i fitofarmaci, qualcos'altro in campo lo devi mettere. Qual è la paura di queste persone? O che convinzioni hanno, secondo lei? Perché prima va via, poi voi, c'è una mano che comunque vuole evitare che si vada avanti questa ricerca, causando dei danni enormi e anche, fatemi dire, anche dei danni a dei finanziamenti, perché poi lo paghiamo noi italiani, diciamo, la ricerca, almeno in parte. Allora, guardi, è difficile rispondere per altre persone e capire altre persone, qual è il motore che muove le altre persone. Le posso dire quello che muove noi. Allora, la ricerca, come lei ha ben detto, è una ricerca tra l'altro molto democratica, perché può essere fatta nei laboratori pubblici, e questa ricerca è stata una collaborazione tra il nostro laboratorio pubblico e dei piccoli privati. Sono delle semplici, così mi permetto di utilizzare la parola semplici, ma sono degli umili viticoltori che 5 anni fa ci sono venuti a trovare in laboratorio, così come ha fatto lei, e hanno deciso di investire qualche cosa nella costruzione di uno spin-off universitario. Lo spin-off universitario vuol dire che attraverso queste piccole società, queste sono delle start-up innovative, si promuove il trasferimento tecnologico, cioè la messa a terra del trovato, e attraverso la messa a terra del trovato poi si può crescere in una società che sicuramente non è una società, come l'ha definita lei, multinazionale, ma una piccola società che può dare lavoro ai giovani laureati in biotecnologie che noi normalmente tutti i semestri sforniamo dalla nostra università. Quindi è anche un'attività che dà lavoro a una piccola realtà, che dà lavoro a una serie di giovani, e che nel frattempo l'obiettivo come modello è quello di ottenere delle piante, delle varietà coltivate che sono resistenti ai maggiori patogeni. Quindi se la ricerca arrivasse a compimento attraverso un'analisi in campo, potremmo dire che è nella direzione, nel solco della sostenibilità ambientale, nel solco della sostenibilità economica e nel solco della biodiversità. Ma quando dico il solco voglio dire nell'ottenimento della sostenibilità reale e nel sostenimento della biodiversità reale, vale a dire ridurre drasticamente del 90% dei trattamenti, conservare le varietà che coltiviamo, per cui siamo famosi nel mondo, e economicamente avere una filiera che sia una filiera che, sfruttando l'innovazione, diventa sempre più competitiva. Questo è quello che facciamo noi, però facendo la scienza e con l'obiettivo di conoscere profondamente il funzionamento della genetica, della genomica, e con l'obiettivo finale di realizzare dei prototipi vegetali che siano atti e utili e essenziali alla viticoltura moderna e quella del futuro. Questo è quello che facciamo noi. Che cosa spinge gli altri? Mi piacerebbe saperlo anch'io, vorrei chiederlo anch'io, perché le posso anche dire che noi
Io in prima persona, quando sono stato presidente della società di genetica agraria, ho realizzato un accordo con le organizzazioni in agricoltura, con Coldiretti, e abbiamo chiamato questo accordo Camici e Trattori. Abbiamo cercato di avvicinarci il più possibile al mondo produttivo per far capire loro che cosa facevamo all'interno, che cosa facciamo all'interno dei nostri laboratori, come lo facciamo, e abbiamo in tutti i modi utilizzato un linguaggio che fosse il più vicino possibile, il più comprensibile possibile. E questo ha portato anche al cambiamento radicale delle posizioni di alcune organizzazioni del lavoro in agricoltura, delle organizzazioni in agricoltura, che oggi sono tutte compatte nel dire che le tecnologie di evoluzione assistite, non gli OGM, cioè queste piante che derivano dalle modifiche del DNA, del proprio DNA, così come lo fa la natura, ma con tempi e con causalità, vengono fatte dall'uomo con precisione e un studio del genoma e delle sue caratteristiche, ottenendo dei prodotti che devono comunque arrivare fino ai campi sperimentali. Il nostro laboratorio è il primo step del nostro lavoro, è un laboratorio con tutti i crismi dei laboratori, come credo tutti i radioascoltatori e lei stesso può immaginare, ma il secondo laboratorio, che è quello più, che ci dà la risposta fondamentale, è il campo sperimentale. Solo lì potremo dire se queste piante sono adatte o meno agli scopi che ci siamo prefissati. E questo è quello che noi facciamo e speriamo di farlo sempre di più e cercheremo sempre di più di dialogare. La scienza deve dialogare e poi dialoga con chi vuol sentire, o chi non vuol sentire i dialoghi con chi non vuol sentire è difficile realizzarli. Però noi non ci fermeremo e andiamo, perché la ricerca non si fermerà e in questo caso è la ricerca che è in una posizione di privilegio mondiale, perché l'Italia è prima, ci sono alcuni laboratori, tra cui il nostro, ma il nostro per primo ha raggiunto i risultati che tutti al mondo desideravano, quindi tutti si vogliono conoscere il vero valore, scusi mi faccia usare il termine fenotipico, cioè di come questa pianta si comporta in un campo reale. Professore, senta, noi siamo in chiusura, però intanto la nostra solidarietà prima di tutto, secondariamente per favore ci faccia sapere cosa succederà adesso alle sue piante, anche perché lei dice 20 anni di lavoro che vanno in fumo così. Io lo trovo un gesto degno di quei nazisti che bruciavano i libri, è la stessa cosa, il trionfo, o meglio, l'illusione del trionfo e l'ignoranza sulla scienza. Ma detto ciò, le vorrei dire questo, professore, più o meno, lasciamoci con un numero. Quanti soldi avevate investito in questa ricerca? Qualche milione di euro. Ecco, ringraziamo gli idioti che sono andati a rovinare qualche milione di euro di soldi pubblici usati per migliorare la produttività del settore vitivinicolo italiano. Professore, grazie. La ringrazio, grazie a tutti voi, i radioascoltatori, e a risentirci con notizie più rilevanti e più positive. Molto volentieri, un abbraccio a tutti voi, grazie. Arrivederci, prof. Arrivederci. Bene, adesso vi lasciamo al nostro direttore con Liberamente. A tra poco. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.